Presentiamo Giovannino Sedda, 62 anni, sino allo scorso anno insegnante di storia dell'arte, è stato amministratore per 2 legislature a Carloforte, esperto di arte, cultura e tradizione della Sardegna e presidente della LUMS, che è la Libera Università Mediterranea Sarda. Chi la sostiene, professore, e perché si è candidato? Beh, intanto mi sono candidato e non mi sono candidato da solo, che questa è stata una scelta democratica fatta dagli attivisti di IRS e del Sulcis Iglesiente. Una scelta che è stata fatta in base a delle regole che noi ci siamo dati, che è quella della votazione libera sul riconoscimento delle esperienze e della competenza che io avevo già acquisito, e sicuramente non è mancato anche il fatto di essere uno dei fondatori di IRS, per cui questo può avere sicuramente influito. Chi ci sostiene? Non siamo collegati a nessuno e non si potrebbe neppure essere collegati, per un semplice motivo, che noi abbiamo come nostro progetto politico quello dell'indipendenza della Sardegna, quello di creare una Repubblica Sarda indipendente che poi si proietti da sola nel mondo con tutte le peculiarità e le particolarità della Sardegna. Non essendoci altre forze politiche che hanno un progetto come tale, non era neppure possibile tentare di creare un'aggregazione. Noi vogliamo dare ai sardi un progetto alternativo a quello che è stato l'autonomismo, che da 60 anni ormai, bisogna riconoscerlo, è fallimentare. Anzi, possiamo dire che questo autonomismo, che molti vorrebbero ancora più forte, è quello che ha ingenerato la fuga dalla Sardegna, l'emigrazione, lo spopolamento e questa situazione di grande disagio economico e sociale che noi oggi viviamo. Perciò abbiamo questo progetto che credo che sia la possibilità unica per i sardi veramente di poter guardare al futuro con molto entusiasmo. E allora, il pensiero dell'IRS espresso da Giovannino Sedda. Ma noi intanto diciamo che non esistono province buone e province cattive, ma la bontà o meno di un'amministrazione dipende dagli uomini. Ed è per questo che noi abbiamo scelto un gruppo di giovani molto preparati e logicamente anche molto legati al territorio, per poter portare all'interno di questa istituzione una ventata d'aria nuova. Questa ventata d'aria nuova logicamente all'interno di questo nostro progetto, che non mi stancherò di ripeterlo, è quello di portare elementi di sovranità e di indipendenza all'interno dell'amministrazione, per fare in modo che questa società prenda a camminare nuovamente, non per mantenere lo status quo, ma per creare un progetto che sappia affrontare il futuro in modo adeguato. Ora, questa provincia effettivamente non ha dimostrato, soprattutto nella fase finale, di saper cogliere quelle che erano le esigenze del territorio, perché non approvando un bilancio chiaramente si è vanificata quella possibilità di investire, di appaltare, di mandare lavori in esecuzione e creare quell'occupazione della quale invece il territorio soffre in maniera notevole. Noi perciò saremmo una spina nel fianco di qualunque amministrazione si crei questa provincia, proprio per stimolarla continuamente non solo alla gestione, diciamo, del potere in se stesso, ma anche quello come dire, di far fronte alle esigenze del territorio. Allora, grazie Sedda. Poli di eccellenza nell'agroalimentare insistono in questo territorio? Inquinato deve ribonificare. Ecco, se noi partissimo subito con questi progetti si creerebbe un nuovo periodo veramente di lavoro per tutto il Sulcis Iglesiente, che sarebbe foriero poi per programmare e poter dare vita a nuove strutture produttive di medie e piccole industrie legate al territorio e che poi abbiano un futuro, che non siano legate soltanto a quelli che sono i progetti internazionali, che oggi va bene l'alluminio e ce lo danno a noi, l'anno prossimo però l'alluminio non va più bene, lo portano via e lo mandano nel terzo mondo.
Questi sono progetti che noi riteniamo inutili al nostro territorio, mentre riteniamo invece che devono essere legati alle competenze, alle professionalità e alle potenzialità del territorio. Diciamo anche con l'amico dell'IRS Giovannino Sedda sul tema delle miniere, che futuro ci può essere? Ma io non so se le miniere oggi possono riavere un futuro come lo hanno avuto nel tempo passato. Certamente questo patrimonio sia di conoscenze sia di strutture che oggi esiste può essere riconvertito in modo produttivo. Oggi queste strutture minerarie così eccezionali danno un senso di degrado e decadenza. Io ieri ero a Masua, io ho visto un posto bellissimo con delle strutture che potrebbero essere riconvertite in modo produttivo e nuovo, invece abbandonate, dando a un ambiente così spettacolare certamente un senso poco esaltante. Ma questo vale poi entrando ad Iglesias o attorno a Carbonia. Vorrei ricordare che, questo per averlo letto, io non ci sono stato, ma in Inghilterra, e dico che copiare molte volte non è cattiveria, quando si deve chiudere una miniera si pensa già a come deve essere poi reutilizzata, per cui la miniera che oggi non è più produttiva diventa un luogo di cultura, di accoglimento e così via, che invece qui non si è fatto e per cui tutto sta cadendo, e credo che bisogna avere molta fantasia e molta forza per potergli dare un futuro nuovo. L'ultimo siamo con Giovannino Sedda che rappresenta l'IRS. Un appello finale, o se vogliamo, che cosa portate in dote o volete portare in dote alla provincia? Dunque, noi crediamo che per rivitalizzare questo territorio che ha delle grandi potenzialità, la scuola sia la base di partenza, quella di attaccare in maniera forte la dispersione scolastica che sta impoverendo il mondo giovanile, perché poi mancano le conoscenze e le competenze che servono per poter guardare con più sicurezza al futuro. Ma noi riteniamo che in questo territorio si possano fare veramente delle grandi cose, logicamente sempre partendo dalla scuola, perché se non c'è la preparazione poi non si capiscono neppure i problemi. La valorizzazione dei beni materiali e immateriali del territorio come ricchezza da sfruttare per poter generare anche lavoro. Vorrei ricordare, molto spesso questo lo dimentichiamo, che il Sulcis Iglesiente è veramente un compendio unico, un compendio territoriale e omogeneo, che va dal mare con delle coste bellissime, talvolta però irraggiungibili, come quelle di Flumini Maggiore e di Bugerru, che devono essere assolutamente collegate, al bosco più grande del Mediterraneo, che per quanto io ne sappia oggi non produce nessun tipo di sfruttamento. Ma questo dello sfruttamento lo voglio dire in modo forte, che deve essere fatto a misura d'uomo, non deve essere come dire, aggredito come talvolta si fa ed essere poi anche minato. No, deve essere fatto nel rispetto della sua conservazione. Per cui il turismo, un turismo integrato che sappia coniugare l'accoglienza con quelli che sono poi i prodotti che può offrire questa terra, dal vino ai carciofi, ne dico soltanto alcuni, temendo di dimenticarne anche troppi, ma era un territorio di grande vocazione che purtroppo con l'industrializzazione forzata l'ha persa. Io lo voglio ricordare, non c'è da nessuna parte al mondo nessuno sviluppo veramente forte se non c'è un'agricoltura forte, e l'agricoltura assieme a tutti gli altri lavori della terra è prima di tutto cultura, è un modo di vivere, un modo di pensare la società, un modo di interagire con gli altri, e anche quello di creare solidarietà vera e non soltanto quello di andare a pietire e a chiedere. Noi non dobbiamo più chiedere niente, è il tempo che i sardi si tirino sulla camicia e veramente lo facciano loro questo futuro.